Buongiorno a tutti e benvenuti a questa video intervista realizzata nell'ambito del programma di ricerca del Dipartimento DIL dell'Università di Udine, in collaborazione con il Dedica Festival e l'associazione Tesis riguardo al modello Dedica Scuola. Oggi siamo lieti di avere con noi la professoressa Bergamo del Liceo Scientifico Statale Le Filandiere di San Vito al Tagliamento, nella provincia di Pordenone, e i due studenti della classe quinta A, Emanuele Conson e Riccardo Benvenuto, che nella primavera di quest'anno hanno partecipato e vinto un premio a Dedica 2024. Ringraziamo la docente e gli studenti per essere qui con noi oggi ed insieme scopriremo come il Dedica Festival e in particolare il Dedica Scuola ha ispirato e arricchito la loro esperienza scolastica e personale. Iniziamo con le domande. Dunque, professoressa, cosa l'ha spinta a far partecipare la sua classe al Dedica Festival e alle iniziative del Dedica Scuola? Sì, intanto buongiorno a tutti. Con Dedica Festival è un connubio che dura da parecchi anni. Io ho iniziato a far partecipare le mie classi a Dedica Festival ancora nel lontano 2012, in occasione del Dedica Festival a Wole Soyinka, e poi si è diciamo, materializzata in un progetto che ho portato a scuola e che ho allargato anche alle altre classi, quindi è diciamo, un progetto che va avanti da molti anni. Già conoscevo l'associazione Tesis per Adotto uno spettacolo e quindi conoscevo la validità anche delle proposte di questa associazione. E la cosa che mi ha spinto a far partecipare le classi è stata questa: la possibilità di avere diciamo un incontro, una conoscenza anche fisica con un autore contemporaneo, perché spesso noi facciamo letteratura e gli autori rimangono come delle entità quasi dei fantasmi che aleggiano, no? Nelle vite degli studenti, e qui invece c'era la possibilità anche di una interazione. Quindi questa mi è sembrata una buona occasione, una buona proposta. E ci sono poi tanti altri spunti che possono essere interessanti per un docente da poter proporre alle proprie classi. Ecco, questa è stata la mia esperienza. E continua, tanto che quest'anno addirittura abbiamo un'adesione diciamo di 18 classi proprio solo nella mia scuola, quindi anche la scelta da parte dell'associazione degli autori consente di essere appetibile per docenti e per anche gli studenti di diverse ordini, sia del biennio, della scuola superiore che del triennio, che anche delle scuole medie inferiori o della primaria. In che modo le iniziative del Dedica Scuola hanno aiutato i suoi studenti a vedere la letteratura o la cultura in modo diverso? Beh, innanzitutto la cosa fondamentale è questa, che è un'occasione di leggere, diversa dalle altre, perché si concretizza, si materializza nella elaborazione di un prodotto che può essere di diverso tipo, dalla scrittura e quindi dalle diverse forme di scrittura che oggi è molto utile perché spesso i ragazzi faticano con questa attività. Può essere una scrittura di tipo creativo, di tipo personale, oppure più codificata come le recensioni, ha la possibilità invece di esprimersi in modi e con strumenti molto nuovi, attuali, quali per esempio gli strumenti multimediali. Quindi possono fare degli elaborati come i miei studenti qui, che si sono materializzati in un video non molto breve, però ecco, mettono in atto, diciamo, le loro competenze che spesso risultano un po' nascoste nelle attività curricolari normali, no? nella vita della scuola. Questo secondo me è l'elemento più interessante. E poi gli autori di Dedica sono autori che trattano sempre dei temi estremamente attuali nel dibattito contemporaneo della società, quindi consentono anche
di sviluppare percorsi di educazione civica particolarmente interessanti. Penso ai temi della migrazione, dell'integrazione, come quest'anno con Kader Abdolah, oppure lo scorso anno il tema della guerra con Arturo Perez Reverte, o anche temi più, se vogliamo, esistenziali, il tema del viaggio come metafora della vita, ricordo qualche anno fa Bjorn Larsson, o ancora il tema del femminile con una splendida Gioconda Belli che è stata forse una delle mie preferite autrici che ho scoperto proprio con Dedica. Ecco, in più, come dicevo, c'è l'incontro, l'incarnazione, mi passi questo termine, che si realizza nell'incontro con tutte le scuole, la possibilità poi per i ragazzi di intervistare l'autore che hanno letto e hanno approfondito. Qual è la cosa più importante che hai imparato dal Dedica Scuola come docente? Che ci sono tanti studenti che magari nelle attività curricolari normali non emergono affatto, o magari diciamo hanno dei risultati di profitto, parliamo così, no? In termini un po' più concreti, che sono diciamo nella media, e i quali invece hanno proprio degli exploit o riescono a ottenere dei premi proprio con queste attività, e quindi tanti ragazzi che a scuola invece fanno le loro cose normalmente possono brillare e avere delle soddisfazioni notevoli che per loro in termini anche di autostima sono fondamentali. Grazie mille. Prego. Adesso diamo la parola agli studenti Emanuele e Riccardo. Quali sono i due aggettivi che meglio descrivono la vostra esperienza con il Dedica Scuola? Allora parto io. Ecco, io sceglierei come aggettivi e come mi vengono in mente adesso nuovo. È stata un'esperienza nuova, non abbiamo mai avuto l'occasione precedentemente di partecipare a iniziative di questo tipo, ed è stato bello perché ci è stato richiesto di metterci un po' in gioco, no, come capita sempre quando c'è qualcosa di nuovo. E poi se mi si consente, ecco, non proprio un aggettivo, un avverbio, che è insieme, perché in questo caso noi abbiamo lavorato in gruppo sia come classe, sia poi come effettivamente il prodotto che abbiamo realizzato in gruppo. E quindi è stato bello perché ognuno ha messo del suo, e quindi il risultato finale che abbiamo presentato portava proprio l'impronta di ognuno di noi. Questo è stato secondo me uno degli aspetti più belli, ecco. Per me, gli aggettivi potrebbero essere formativo da un certo punto di vista, e non solo in termini scolastici. Nel senso che oltre alla parte formativa per quanto riguarda la letteratura, è stato formativo nello sviluppo di competenze nuove che non avevamo, nello sviluppare un video, che è una cosa che non avevo mai fatto, appunto, un qualcosa di nuovo. Abbiamo imparato molte cose, io come tutti i miei compagni. E poi devo dire che ho imparato tanto anche dei miei compagni e delle loro abilità che sono emerse nel fare questo tipo di attività. Ho scoperto degli attori, dei narratori, degli sceneggiatori di cui non ero a conoscenza. E poi l'altro l'altro aggettivo che userei appunto è indimenticabile, perché è stata un'esperienza veramente emozionante, che, come diceva Emanuele, ci ha fatti stare insieme, ed è, a parte il riconoscimento finale che sicuramente ha fatto piacere, ci ha segnati molto, nella nostra relazione come classe. E qual è stato il momento più interessante o emozionante per voi durante il Dedica Scuola? Ecco, allora personalmente nella realizzazione dell'elaborato che abbiamo poi presentato, io mi sono occupato della sceneggiatura, appunto noi abbiamo fatto un video, un piccolo filmato, e io mi sono occupato di questa parte qua. E per me è stato molto emozionante perché si è trattato di cercare di rendere quello che l'autore aveva scritto in maniera molto condensata, e quindi cercare di rendere le stesse emozioni dei personaggi, che provavano i personaggi, e anche di renderle, come dire, adatte a poi ai compagni della classe che recitavano. Quindi cercare di trovare un giusto bilanciamento tra quello che voleva l'autore e poi l'effettiva realizzazione.
Quindi è stato appunto, come diceva anche Riccardo, formativo, perché è una cosa che non avevo mai fatto e quindi, come dire, mi è stata di aiuto, ecco, e ha contribuito a sviluppare delle competenze che prima non avevo. E quindi questa credo sia la parte più bella e più emozionante. Io in realtà di momenti molto emozionanti ne ho vissuti 2. Uno è stato il momento della registrazione del video, perché è stata una giornata in cui tutto il nostro gruppo si è mosso perché avevamo bisogno di una località di mare in cui ambientare le scene. Quindi è stata una giornata che abbiamo vissuto tutti assieme, diciamo confrontandoci su come creare questo video. Ma ancora di più è stato il momento in cui abbiamo ritirato il premio, perché non l'abbiamo ritirato noi, in quanto eravamo in una gita già programmata a Venezia, ma abbiamo chiesto a un nostro ex compagno, che per problemi personali ha dovuto abbandonare la nostra classe, di andare a ritirare il premio per noi. È stato un modo anche per riconoscere che lui è ancora parte della nostra classe e, diciamo, è stato molto prezioso per tutti noi. Grazie mille a tutti voi, alla professoressa Bergamo e agli studenti Emanuele e Riccardo per aver condiviso con noi le vostre esperienze e riflessioni sul modello Dedica Scuola e sul Dedica Festival, e grazie a tutti voi per averci seguito.